Ho serie ragioni per credere che il pianeta da dove venisse il Piccolo Principe fosse l'asteroide B612. Su che cosa metteremo le mani? Se si potrà contare ancora le onde del mare, alzare la testa, non essere così serio. Queste sono le note iniziali di Futura. Futura, che è una bellissima canzone appunto scritta da Dalla e che la dimensione di questa canzone proprio parla del futuro dell'uomo, quello che in effetti conoscete benissimo, il Piccolo Principe. Il nostro gruppo si chiama appunto B612, grazie anche a questo connubio tra Dalla, i temi delle canzoni di Dalla, i temi che si sono sviluppati in questo romanzo, in questo piccolo romanzo. E dice: chissà, chissà, domani su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non essere così seria. Rimani. Felicità, su quale treno della notte viaggerai? Lo so che passerai, ma come sempre in fretta non ti fermi mai. E questo è praticamente Lucio Dalla, il futuro, felicità, su quale treno della notte viaggerai. Chissà su quale treno della notte viaggerà. Passerà sicuramente, ma la felicità è un momento, un istante, lui lo diceva sempre, per cui non si ferma, la devi cogliere in quell'attimo e poi ciao. Non ti fermi mai. Felicità, su quale treno della notte viaggerai? Lo so che passerà, ma come sempre in fretta non ti fermi. Bellissimo poter rappresentare attraverso la danza la musica e i testi di Lucio Dalla. La danza diventa una chiave di lettura molto chiara di quello che lui vuole raccontare: l'amicizia, l'amore, l'unione, tutti elementi che fanno parte della nostra vita, ed è bellissimo poterlo raccontare attraverso la danza. Secondo me la danza si accosta benissimo a quelle che sono le sue canzoni. Anna permalosa, Anna bello sguardo che ogni giorno perde qualcosa. È l'amore di Dalla, e questo è Dalla, appunto, l'amore vissuto, raccontato attraverso le storie che anche lui ha vissuto tra la gente, e racconta proprio questo. Voluto morire, Marco voleva andarsene lontano, qualcuno li ha visti tornare tenendosi fermato. È stato Roberto Falzone che mi ha proposto: Marco, stiamo facendo un tributo a Lucio Dalla con i ragazzi, sarà tutto in acustico, c'è soltanto un brano in elettrico, e vorremmo che tu suonassi la chitarra
in un brano Ayrton dove c'è un assolo di chitarra bellissimo, però ti assicuro che è semplicissimo. Vabbè, ok Roberto, cioè facciamolo, mi piace, è una bella cosa, Lucio Dalla mi è sempre piaciuta. Ho ascoltato l'assolo di chitarra che era pazzesco, ma sei pazzo, però era veramente troppo bello. La cosa mi ha emozionato molto e l'ho fatta con grande piacere. Era questo. Dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, così schiarisce la voce e ricomincia il canto. Sicuramente è stato un bellissimo tributo dato a Lucio Dalla, un grande artista, un grande maestro, e ce ne vorrebbero di tanti di divulgare questo linguaggio soprattutto alla nuova generazione per far conoscere la vera musica italiana da cantautore. Si è capito insomma che sono amanti della musica in generale, nello specifico di questo grandissimo talento che è stato Lucio Dalla. Complimenti davvero anche al cantante che ha tenuto per 2 ore con questa estensione vocale questo concerto. Ebbene, sono soddisfatto, insomma, sono piacevolmente impressionato da questi ragazzi. Complimenti.